Ciao, ecco un altro vlog che inizia con una palette. Questa palette sarebbe la Dreamy 2 di Nabla e queste sono le colorazioni. Praticamente io non sapevo se mi arrivava oppure no, perché il giorno in cui è uscita, che hanno fatto l'evento da Sephora, Daniele ha fatto l'evento da Sephora, io era già da 2 giorni, 3 che sapevo di questo evento, però la mattina, che era di giovedì mi sembra l'evento, la mattina mi era arrivato uno sconto da parte di Sephora che se prendevo qualcosa tramite l'app del cellulare mi facevano il 20% di sconto, esclusi i classici marchi che di solito Nabla non fa sconto, però che di solito Sephora non fa sconto, però il marchio Nabla è compreso sullo sconto 20. Allora io alla sera ho aspettato che uscisse la palette e ho detto adesso ci provo a vedere se con il 20% mi passa, e lo sconto è passato, per cui io ho speso al posto dei 35 euro e qualcosa, ho speso 28 euro e qualcosa di questa palette. Poi ho aspettato che mi arrivasse la conferma dell'invio dell'ordine e ho detto boh, bene, è fatta, mi arriva scontata, per cui io questa palette di Nabla l'ho pagata a 28 euro e qualcosa in centesimi e non i 35 euro che se la prendete a prezzo pieno costa. E queste qui sarebbero le colorazioni. Vedendola così mi piace molto, anche perché pensavo, da quello che vedevo in certe foto, in certi video, queste colorazioni me le immaginavo più scure. Invece, a parte questo che è più scuretto, questo logicamente, questo, anche questi due non sono proprio scuri di base colore. Per cui vediamo adesso, quando avrò tempo la proverò. Oggi non ho fatto nessun trucco particolare, a parte un po' di fondotinta e rossetto, quello nuovo di Huda Beauty, il Wedding Day come nome, non ho fatto nient'altro, anche perché oggi in teoria a quest'ora dovevo aver fatto le ciglia, però mi ha telefonato questa mattina l'estetista che la ragazza sta male, che vada domani, per cui devo andarci domani allo stesso orario di oggi, in teoria, se non succede nient'altro, io spero di no. E poi ho rotto il forno. Io sabato ho fatto la torta di mele, cioè volevo fare la torta di mele, quella che non peso i prodotti, che vi avevo messo anche la ricetta in uno o due vlog precedenti, che lo faccio a cucchiaiate, diciamo. Io preparo l'impasto, pronta da mettere nella teglia. Ho pensato adesso accendo il forno, che finché la livello, la metto a posto sulla pentola da forno, sullo stampo a silicone, e mi si scalda un attimo il forno. Non mi parte il forno, ci provo e ci riprovo, non mi parte. Cioè nelle stesse spine il frigo va, la lavastoviglie va, il forno non va più. Ha 20 anni, per cui ho deciso di cambiarlo, e proprio in questo momento sono andata ad ordinarne uno nuovo, che me lo portano venerdì in teoria, venerdì mattina dovrebbero portarmelo. Questo nuovo, ho speso 700 euro tra forno, garanzia, trasporto, che mi tolgono quello vecchio, se lo portano via mi mettono su quello nuovo. E quello che ho preso è dell'Electrolux come marchio, che ha anche l'autopolizia, che è una cosa nuova che io non avevo fatto caso e non c'avevo su quello vecchio, per cui però mi ha fatto i complimenti, mi ha detto beh, se il forno ha 20 anni l'hai tenuto anche bene perché ha resistito. E adesso poi proviamo questo nuovo che ha, cioè, non ci sono più solo le manovelle, al centro ci sono i numeri elettronici, per capirci, insomma vedremo quando ce l'ho. Gli ho chiesto se ci sono le istruzioni, mi ha detto di sì, e allora speriamo bene. Anche questo che ho preso ha la cottura sia a ventola che statico, e speriamo bene, perché nello stesso marchio che avevo io avevano una Smeg
che però costava 100 euro in meno, però non aveva questa autopulizia. Visto che non l'ho mai provata questa autopulizia, mi ha incuriosito, perché il mio forno diciamo che è abbastanza zozzo, non avendo questa autopulizia si pulisce quello che si pulisce. Allora ho deciso di provare questa autopulizia. Oggi dovrebbe essere uscita anche la nuova collezione di Mulak, sì, mi sembra che si chiami, meno dall'email che mi era arrivata, però io alle 2:15 ho provato a entrare nel sito, ma mi risponde che ci rivediamo, ci scusiamo del disagio, ma torniamo più tardi, per cui non so quando sia più tardi. Adesso ci devo ancora dare un'occhiata e ci riprovo dopo a dare un'occhiata. Per quanto riguarda il Black Friday, ho iniziato a fare i miei danni, tra virgolette. Allora, per quanto riguarda l'Occitane, ho preso, non ho, cioè non, ora come ora via web mi hanno mandato un'email che ora come ora non fanno uno sconto di soldi, ti danno dei campioncini, 11 campioncini più altri 5 per Natale, per cui 11 più 5 fa 16 campioncini in arrivo, ma non sono quelli lì sulle classiche bustine, gli 11 campioncini che ho preso grazie all'ordine sono quelli in boccettine mini Italia, per cui ho deciso di provare a prenderlo. E così ho fatto il mio ordine, adesso speriamo che non mi succeda come quest'estate che non mi arrivava più il pacco. Io ho visto che, tra virgolette, dovrei aver parlato con un sito che si trova a Milano e sotto c'è scritto, anche nell'email di conferma dell'ordine, c'è scritto che in 4-6 giorni lavorativi dovrebbe arrivarmi il pacco. Io spero di sì, che non ci sia troppo da aspettare. Poi un altro danno, sempre tra virgolette, da Look Fantastic, ho trovato le vitamine che prendo per i capelli di Hair Boost, perché ero andata a curiosare nel sito ufficiale di Hair Boost Italia, però non avevo visto grandi offerte che mi interessavano. C'era una pochette con una vitamina, 2 shampoo in saldo, ma non mi ispirava perché non mi interessa lo shampoo, mi interessavano solo le vitamine. Allora, sul sito ufficiale Hair Boost Italia costavano 22 euro queste vitamine, mentre da Look Fantastic, con lo sconto del Black Friday, le ho pagate 15 euro, 15 euro e qualcosa in centesimi. Praticamente di 2 confezioni ho pagato 31,90 euro, se non sbaglio a ricordare. Per cui mi è andata più che bene, allora ho fatto anche lì l'ordine. Adesso domani mattina devo andare a caricare la carta in banca perché mi manca Pinalli e Sephora e vediamo se arriva qualcosa di più sostanzioso di quello che c'è adesso. Sul sito di Pinalli ci devo ancora dare un'occhiata e non saprei dirvi, però sul sito di Sephora ho visto che c'è una pagina dedicata al Black Week e ci sono dei sconti, ci sono dei prodotti scontati scelti da Sephora, non ti danno per ora non c'è uno sconto e ti scegli tu cosa prendere. Hanno deciso loro quali prodotti scontati, se ti piacciono li puoi prendere scontati. Io per il momento non ho preso niente, anche perché sto ancora decidendo qualcos'altro di Pat McGrath, e dopo le ultime prove che ho fatto della palette stavo quasi pensando di prendere anche la Midnight Sun, però volevo vedere, ormai che mancano pochi giorni al Black Friday, a vedere se mi arrivava uno sconto anche del 15% sui marchi che di solito non sono scontati, che già non è tanto, però è sempre qualcosa, perché io ho fatto conto che ho una palette di Pat McGrath, quella grande da 125 euro, con lo sconto 15 la pagherei 100,06 euro, per cui qualcosa ci risparmierei sopra, ma adesso vediamo cosa succede. Un'altra cosa volevo dirvi, non so se l'avete sentita anche voi. Io l'altro giorno avevo il telefonino acceso, ogni tanto mi arrivano delle notizie in generale, e mi arriva questa notizia che dal 2020 in poi, adesso non so se nel giro di un anno o se nel giro di 2 anni, il segnale delle televisioni sarà ricambiato come era successo 15 anni fa, o che si comprava un decoder o che si cambiava il televisore. Praticamente dovrebbe risuccedere la stessa cosa. Io, dove ho acquistato
il forno, gliel'ho chiesto se è vero questo discorso, perché è una notizia che ho sentito così in giro. Cioè non me l'hanno né assicurata né detto, mi ha detto solo che se la fanno sarebbe un altro discorso, come vi ho spiegato prima, di come è successo 15 anni fa, o che si cambia la televisione o si aggiunge un decoder alla televisione. Io non lo so la mia televisione se sia valida o cosa, perché mi ha detto che se sono televisori acquistati 2-3 anni fa ci si può salvare, ma quelli più indietro non crede. Io cioè avevo in macchina le carte della mia televisione, ma avevo in mente il forno, che ho pensato della televisione ne parlo più precisamente in un altro momento. Anche perché ora come ora cambio il forno, se devo cambiare la televisione diciamo che vado nell'anno nuovo, per cui nel dubbio inizio già a pensare di mettermi da parte qualcosa, che se devo cambiare la televisione devo considerare una certa cifra per poterla cambiare, perché metterci su un decoder dopo non vanno, che non sia come il modem di wifi che non funziona niente, per cui nel dubbio e nell'averlo saputo già da adesso mi preparo già mese per mese qualcosa messo da parte, in modo che se succede che devo cambiare la televisione ho già i miei soldini pronti per acquistare la nuova televisione. Però è tutto da vedere, cioè provate a girare anche voi di questo discorso se vi interessa sapere se lo fanno o non lo fanno. A me è arrivata questa notizia che un po' come avevano fatto 15 anni fa, regione per regione cambiano il segnale, o che sei a posto con la televisione, altrimenti la televisione non funziona più. Comunque è tutto da vedere, ma praticamente ci lasciano finire l'anno in pace, però sapendolo ci si prepara eventualmente alla spesa che c'è da fare. Ho fatto una scappatina qui nella piazza di Castelfranco Veneto. Beh, qui inizia il tramonto. Volevo un attimo farvi vedere le luci di Natale, come hanno messo qui le stelline da questo lato e anche dall'altro lato. Poi l'anno scorso, e non so se la facciano anche quest'anno, qui c'era la pista di pattinaggio, ma per il momento non vedo niente. Poi laggiù in fondo è dove fanno anche il mercatino, hanno messo le luci sugli alberi, così, niente male, carino. E anche su quella torre che adesso si vede e non si vede, hanno sempre messo le stelline intorno alla torre, diciamo. Beh, questa qui è la piazza di Castelfranco Veneto, che si prepara anche per questo Natale 2019. Me ne sono accorta adesso, non so se l'immagine sia chiara oppure no, ma sul muro delle mura fanno girare queste immagini con scritto auguri, buone feste. È molto carino, qualcosa di diverso del solito. Questo proprio non c'era l'anno scorso. Allora, giornate molto incasinate, nel senso che questo pomeriggio avevo la laminazione ciglia. Adesso non so neanche in che condizioni che sono, perché vi spiego cosa è successo. Questo pomeriggio avevo la laminazione ciglia, ma mi ha ritelefonato che la ragazza è ammalata, non c'è, che viene tutto spostato alla prossima settimana, per cui ho preso un appuntamento per la prossima settimana e vediamo se va a buon fine oppure no. Nel frattempo ho pensato, beh, visto che è presto, perché erano più o meno le 10, mi sono andata a fare la spesa, poi ve la faccio vedere. Visto che erano le 10 ho detto, beh, vado a farmi una lampada, così visto che sono 15-20 giorni che non ne faccio uno, almeno quella è fatta. Scusate, vado a fare la lampada e quando entro dall'estetista stavano pulendo un po' dappertutto. Allora mi ha detto che gli sono saltati 2 appuntamenti e nel frattempo sta facendo pulizia.
Allora, visto che era libera, gli ho chiesto perché domani avrei il trattamento, quello con i sieri anti-età, però avevo prenotato sempre per domani anche le sopracciglia e i baffetti da mettere a posto. E di conseguenza, visto che questa mattina era libera nel momento in cui sono andata a farmi la lampada, mi ha detto, beh, se vuoi, cioè gliel'ho proposto io, ma visto che sei libera senza fare tutto domani, che mi ci vorrebbero 2 ore e qualcosa, di anticipare qualcosa oggi. Mi ha detto sì, sì, visto che era libera, e allora le sopracciglia le ho appena fatte. E questo è il risultato. Non so in che condizioni sono perché avevo su un po' di fondotinta, però con la ceretta e cosa mi ha tolto il mio fondotinta e mi ha un po' fatto lei. Penso che mi abbia messo però un po' di fondotinta, qualcosa per coprire. Comunque questo è il casino di questa settimana. Adesso vi faccio vedere la spesa che ho fatto. E comunque questa mattina, che la scorsa settimana che avevo fatto la spesa, avevo preso 2 confezioni dei biscotti della Nutella, quelli nuovi. Questa mattina non c'era più niente, per cui ho detto, ho pensato, per fortuna la scorsa settimana ne ho presi 2 e ne ho ancora un sacchetto, però vanno via alla velocità, alla velocità. Adesso vi faccio vedere cosa invece ho preso questa mattina. Allora, ho preso queste alette di pollo già cotte, poi, visto che c'erano, ne ho prese 2 confezioni. Questi sono dei cioccolatini nuovi fatti dalla Perugina e ho deciso di assaggiarli. C'erano dei sacchettini che avevano dentro solo il caramello salato e la nocciola tostata e non avevano questi due, per cui ho deciso di prendere la scatola grande e ne ho presi, così ci sono tutti e 4 i tipi. Ne ho presi 2 perché, visto quello che succede con i biscotti della Nutella, ho pensato, beh, ne prendo 2, tanto scadono ad aprile del 2020, ho pensato vanno finiti. E questi sono i cioccolatini. Poi di qua, per quanto riguarda la spesa, beh, in questo sacchettino ho preso un po' di affettato del prosciutto cotto, questo è vitello tonnato, poi qui dentro ci sono dei tomini, il neve del grappa, che è tipo un formaggio che assomiglia al brie, e qui ho preso il gorgonzola, quello dolce con il mascarpone. Passiamo al sacchetto. Allora, dal sacchetto tiriamo fuori questa cosuccia grande, che ho trovato anche il calendario dell'avvento della Kinder e ho pensato di prendere anche questo, così mi soddisfo con i calendari al cioccolato. Ho già preso quello della Lindt, come si chiama il cioccolato, e adesso ho anche questo della Kinder. Poi sfizionerie del periodo natalizio. Questi sono fichi ricoperti al cioccolato con sopra la mandorla. Le solite, ho preso sia gli arachidi che le nocciole, questa volta sono sicura di non aver sbagliato, pralinate. Un'altra sfizioneria qui del periodo natalizio, le arance candite ricoperte di cioccolato. E poi un tramezzino, che questo qui a cosa l'ho preso? L'ho preso al tonno e olive. Questo è lo scontrino. Questo è verdura cotta, questi sono spinaci cotti al vapore. Non so se siano salati o meno, ma ho deciso di prenderli perché sinceramente a me prendere gli spinaci, pulirli, è un po', non mi piace più di tanto farlo, anche perché gli spinaci ne prendi 1 chilo e rimani con netto, per cui ho deciso di prenderli già fatti. Ho preso la pancetta affumicata, che me la tengo sempre in frigo per fare una pasta o da aggiungere un risotto, mi trovo sempre bene ad averla. 2 confezioni di zuppe. Allora, ho preso questa zuppa ai cannellini e broccoli, che questa l'ho già assaggiata e mi è piaciuta. Poi un'altra che ho già assaggiato è questa qui, con vellutata di zucca e carota. Di ravioli, questi li ho presi al squacquerone crudo e rucola, anche questi li tengo in frigo e quando non so cosa fare faccio questi. Ho preso un panettone di questi piccoli, per il momento devo ancora prendere un panettone di quelli fatti come questo grande, e ho deciso di prendere questo piccolino, che è giusto da una porzione.
Poi quando sono arrivata alla cassa ho visto questo vegan croc, sono delle chips croccanti di patata dolce e non so, non li ho mai assaggiati e li tenevano sui quei banchetti che tengono di solito vicino alla cassa e ne ho preso un sacchettino da assaggiare. Questo formaggino Edarmer formaggio a fette l'ho ripreso perché mi sta piacendo da come sciogliere sopra. L'altro giorno, per dirvi, ho fatto anche un risotto e sopra il risotto al posto del grana ci ho messo questo e con il calore del risotto appena fatto si è leggermente sciolto e vi devo dire che non è niente male. Una confezione di burro che spero che non si sciolga troppo. Poi di qua ho preso il pasticcio al ragù di carne del lievito, la farina che di solito la reparo per dolci e una confezione di zucchero. Oggi sono a casa da sola, è mezzogiorno e questo è il mio pranzetto, una fettina di vitello tonnato, il gorgonzola con il mascarpone e un po' di radicchio, una fettina di prosciutto con sopra una fetta di quel formaggio già tagliato a fette sciolto nel microonde. Poi volevo, se ce la faccio, assaggiare queste e assaggiare che questi sono i cioccolatini che si trovano, quelli nuovi della Perugina che vi avevo sempre fatto vedere prima che ne ho preso 2 confezioni. Mi sono appena preparata per uscire e ho fatto un altro trucco con la palette di Pat McGrath, la Bronze Seduction, e anche questo qui vi devo dire che mi sta piacendo. Qui al centro ci ho messo il rosa che poi vi faccio vedere la cialdina qual è e questo è il risultato, veramente adesso non so se in telecamera si riprendono, io spero di sì, che riusciate a vedere che ranza di luminosità che hanno questi ombretti. Anche nell'altro vlog ve ne ho parlato, questo è l'ultimo trucco che in teoria avrei utilizzato più o meno tutti gli ombretti e adesso ve li faccio vedere. Allora, oggi ho utilizzato al centro questo, nell'angolo interno questo e all'esterno questo, poi ho rifatto la sfumatura verso il sopracciglio con questo come illuminante e con questo nella piega. Comunque adesso più o meno li ho utilizzati tutti, sì, perché ho utilizzato anche questo qui che l'ho utilizzato domenica, comunque è sull'altro vlog, non su questo, che avevo sbagliato, cioè praticamente questo e questi sul mio occhio non sono andati da mettere a centro palpebra perché non hanno quella base colore che mi permette di avere una bella luminosità, perché dove si batte la luce in un punto dove ha una certa piega, no, sembra che io non abbia messo l'ombretto, mentre con questi due, avendo un punto colore, mi si copre tutta la palpebra mobile. Allora, come conclusione, questi due nel mio occhio li utilizzo solo nella parte interna dell'occhio come punto luce, o anche eventualmente fare un trucco con questi opachi e spiaccicarci sopra questo come top coat. Anche questa potrebbe essere un'idea, perché questi, avendo la base colore, coprono quel discorso che eventualmente se non batte la luce in una certa maniera comunque c'è il colore. Questi due mi vanno benissimo nella palpebra mobile al centro perché hanno la base colore e questi sono stupendi comunque. Come al solito quando sto registrando qualcosa succede qualcosa alla videocamera, mi si è scaricata completamente la batteria, l'ho messa un attimo a caricare, adesso spero che almeno per oggi mi basti e poi quando torno la ricarico il resto. Volevo dirvi che sulle labbra ho messo uno di rossetti stick di Huda Beauty, questo qui che ho addosso è Wedding Day, anche questo molto molto carino e molto soffice. E qui a Montebelluna hanno preparato così per Natale, hanno fatto questa stella, lì c'è un alberello, questa stella illuminata messa così. Mentre di qua hanno fatto la pista di pattinaggio e lì ci sono delle bancarelle dove fanno le frittelle, panini caldi, bibite calde.
Non sono andata a Montebelluna solo per vedere il Natale, per darvi un attimo l'idea di come è preparato anche Montebelluna, ma sono passata anche da Piazza Italia e per questo sconto, per cui vedete che l'ho pagato 34,95 € ho preso questo giubbottino nero. E io cercavo qualcosa di così andante, diciamo, perché anche la domenica se vado a mangiare nelle sagre c'è sì l'attaccapanni, però se io appendo i giubbotti nell'attaccapanni sono tutti uguali, ho paura di sbagliarmi qual è il mio, allora tendo a tenermelo sulla sedia oppure vicino alla panchina in base se ci sono sedie o panchine, però resta il fatto che è sempre una sagra e un attimino di più attenzione ci vuole rispetto ad andare a mangiare in un ristorante di classe, diciamo, di lusso. Per cui un giubbottino così di cui non ho speso molto lo vedo molto utile per questo discorso che ok, ci devo stare attenta perché mi dispiacerebbe che si rovinasse, però mi faccio meno problemi, per esempio, di mettermi questo oppure questo bianco o di rovinare diciamo uno di questi due. Lo trovo, mi sento più tranquilla che ok ci sto attenta ma nel limite del possibile. Poi sempre da Piazza Italia ho trovato anche questo maglioncino, aiuto, la batteria mi sta abbandonando, questo è il maglioncino che ho trovato e l'ho pagato 19,95 €. Bene, adesso vado a caricare completamente la batteria perché mi sta veramente abbandonando. Questo provo a vedere se riesco a fare anche questa clip, non so se si vede, ma anche un filo dorato bronzo qui in mezzo, non so se la telecamera lo riprenderà mai. Ok, vado a caricare la batteria. Se avete visto il mio video precedente vi avevo accennato che volevo prendere questo alberello da Bottega Verde. Allora sono andata a prendermelo, ho preso questo nella confezione rossa che è la fragranza che più mi piace, che è Stupore della neve, che è la profumazione delle tre che più mi piace, per cui qui dentro c'è una saponetta, una candela e un burro corpo da 50 ml, per cui non è molta crema e con quelle che ho già aperto riesco a gestirmi la situazione. Poi, visto che c'ero e che avevo preso quasi la decisione, sempre se avete visto il video precedente, vi avevo accennato al discorso che se si prende un profumo vi danno o una collana o un braccialetto da usare che dentro hanno una pietra da profumare che rilascia profumo. Allora, nell'indecisione, visto che l'altra volta avevo preso il braccialetto, ho preferito prendere anche la collana e ho preso questo profumo Camellia d'inverno, che è uno dei profumi che ho finito, so che mi piacciono. Nel frattempo tengo la scatola chiusa, sempre per il solito discorso che voglio liberarmi di un po' di profumi vecchi che ho aperto. Per finire, con la raccolta punti che fanno delle confezioni natalizie, ho preso il tagliere perché con 2 punti già ti danno il tagliere, allora ho deciso di prenderlo perché la tazza da tè è una e non mi ispirava molto. Le tazzine da caffè sì, sono 2, sono carine, però io caffè non lo bevo sinceramente, rischiava di diventare un soprammobile da mettere lì solo perché è carino. E allora ho deciso di prendere il tagliere che forse lo uso più spesso, era dentro questa confezione. Sono qui in tenuta casalinga, vedete anche i capelli raccolti perché altrimenti mi vanno sugli occhi. E volevo dirvi una cosa, questa mattina stavo girando sul computer, allora prima di tutto quando l'ho acceso ho guardato su Sephora se i 2 prodotti che ho ordinato ci sono ancora e non sono esauriti, per cui ho detto sì, ci sono, per cui dovrebbe arrivarmi a giorni, anche oggi dovrebbe arrivarmi l'email di spedizione del pacco. Passano un'oretta e mezza, 2,
mi arriva un'email prodotti non disponibili, sempre da parte di Sephora. Allora ho pensato, ma di che prodotti stanno parlando? Se ho guardato 2 ore fa e mi stavo già preoccupando perché li ho pagati con la carta, so che poi ci devono passare 20-25 giorni prima che ti danno indietro i soldi, contando che ci sono anche le feste natalizie. Allora cominciavo a preoccuparmi, sono andata subito a vedere l'email e l'email era riferita al fatto che io avevo chiesto, quando un prodotto è esaurito ti danno la possibilità di richiedere, quando è disponibile, che ti avvisino. Io avevo fatto questa richiesta su 2 rossetti di Pat McGrath e questo discorso dei prodotti non disponibili era riferito a questi 2 rossetti, perché praticamente se andate nel sito Sephora nel marchio Pat McGrath trovate quei rossetti che hanno le confezioni colorate. Praticamente sono esauriti tutti a parte uno. Io 2 avevo piacere di averli se riuscivo a recuperarli e mi hanno risposto che questi 2 rossetti non saranno più disponibili sul sito di Sephora, che mi aspettano per altri strepitosi acquisti, per altri strepitosi prodotti o quello che c'era scritto. Comunque chi se li ha accaparrati bene, chi non li ha presi come moi rimane senza. Ok, vi faccio vedere il pranzo di oggi. Praticamente questo è il pasticcio che avevo preso della spesa ieri. Ci ho aggiunto, avevo una fettina di prosciutto di quello confezionato, l'ho tagliato a cubettini e l'ho messo sotto. Sopra ci ho messo 2 fettine di quel formaggio che vi ho detto che mi piace, già tagliato a fette, che mi piace che si sciolga, e lo passo 5 minuti più o meno in microonde perché è proprio freddo da frigo. È pronto il mio pranzetto. sono pronta per andare dall'estetista a farmi il secondo trattamento con i sieri, quelli anti-età. Oggi ho messo il giubbottino nuovo che mi avete visto nei precedenti clip. Visto che pioviggina, ho pensato, beh, lo provo e lo mettiamo, vediamo se tiene caldo o com'è. Eccomi di ritorno, il trattamento viso fatto, e anche per questa volta al posto di 60 l'ho pagato 42, visto che c'è il Black Friday, e così ne ho prenotato un altro per il prossimo mercoledì, poi basta. Per quanto riguarda le prenotazioni prima di Natale, ho pensato di prenotarmi con un punto di domanda anche le sopracciglia, mi ha proposto anche gli unghie, per cui ho fatto questa prenotazione che le sopracciglia, se sono troppo chiare, me le fa prima di Natale. Le unghie sono nel forse se decido o meno di tenerle, di farle oppure no. E ok, adesso sono le 5:30 del pomeriggio, sta piovendo e adesso mi metto la tutina comoda. Sono uscita di fretta e furia, mi sono messa un po' di fondotinta, un po' di conturi fatto alla veloce, il rossetto e il mascara, un po' di primer per uniformare la palpebra e sono uscita, perché oggi ho aspettato 2 corrieri. Uno è passato questa mattina e a posto, ma uno mi è passato alle 3:25 del pomeriggio, per cui poi mi sono preparata alla veloce e sono uscita perché mi è arrivato un messaggio da parte di un negozio di abbigliamento che si chiama Nico che il Black Friday inizia oggi con lo sconto 20. Allora ho deciso di darci un'occhiata se vedevo qualcosa che mi piaceva, anche perché domani mattina non posso uscire perché mi dovrebbero portare il forno. E oltre a questo ho iniziato a fare anche un decluttering dei rossetti. Mentre aspettavo che arrivassero i corrieri ero stanca di stare su per il computer e ho deciso di mettermi a fare un po' di decluttering dei rossetti e vediamo quanti ne getto via. Un po' di quelli di Kiko li ho quasi gettati via tutti, poi mi sono fermata perché è arrivato il corriere e il resto lo devo un po' decidere cosa tenere e cosa no. Comunque adesso vado a vedere con lo sconto 20 se trovo qualcosa oppure no. Ve lo faccio vedere da qui il negozio dove ho preso qualcosina, poi insomma vi faccio vedere il sacchetto, poi vediamo. Intanto comunque adesso è fatto così fuori per le feste natalizie. Questo è il sacchetto
vestitino e qui dentro c'è un maglione bianco pellicoso così e un paio di pantaloni. Comunque ve li faccio vedere su un video, perché visto che qui col Black Friday tra beauty e abbigliamento ho prodotti da farvi vedere, prossimamente vi farò un video quando mi è arrivato tutto quello che riguarda gli ultimi acquisti. Vi faccio vedere cosa mi sto preparando per cena. Qui sotto c'è un cavolfiore viola lessato con l'acqua salata in modo che sia già salato. Sopra ci ho messo queste fettine di formaggio, che sarebbe questo Edamer a formaggio a fette. Lo metto in microonde giusto che si sciolga il formaggio e poi pronta la cena. Mentre aspetto che in teoria dovrebbero portarmi il forno nuovo, ho fatto un po' di decluttering di cose che veramente non mi piacciono e sono sicura di non utilizzare più. Allora, mi sono liberata di questa palettina della Sleek, l'ho solamente provata e l'avevo trovata l'anno scorso sul calendario dell'avvento e sinceramente non mi piace molto i prodotti di questo marchio, perché avevo provato anche degli illuminanti e li ho gettati via su un altro decluttering che avevo fatto tempo addietro. Poi getto via questo, beh, qui dovrebbe essercene un'altra, eccola qui. Questo è il cartoncino che teneva questa più grande, queste 3 palettine della Zoeva. Ho voluto provare il marchio della Zoeva come ombretti. Questi sì, li ho usati qualche volta, ma non mi piacciono, non mi danno quel brio da dire sì, tira fuori quella parella e utilizzala, quella palette e utilizzala. Per cui ho deciso di gettare via. Poi getto via la palette dell'anno scorso della collezione natalizia di Kiko. L'ho sì utilizzata l'anno scorso un po', perché vedete qui che ci ho messo insomma il dito di utilizzare gli ombretti, ma non mi dà quell'ispirazione di dire sì, so che la tiro fuori per utilizzarla. E anche tenete conto che quest'anno della collezione natalizia non ho preso praticamente niente, perché ho visto che prendo i prodotti, li utilizzo per il video, poi li getto da parte perché mi trovo meglio con altri prodotti, per cui non ho preso niente. E sempre di Kiko mi dovrebbe, eccola qui, getto via anche queste 2 palette che le avevo prese per la collezione autunnale che era uscita ad agosto, mi sembra. E anche questa qui sì, ok, per il video mi è andato bene, perché ho ricevuto quasi 1000 visualizzazioni sul video che avevo fatto di questo acquisto, però dopo mi accorgo che personalmente non sono più prodotti che uso, per cui, come vi ho detto anche su questa Kiko, l'ho un po' abbandonato, perché mi rendo conto che non voglio, cioè cerco di evitare di prendere prodotti da utilizzare solo per i video. Voglio prendere prodotti che so che poi da parte mia riesco ad utilizzarli, perché c'è quel guizzo che mi piacciono. Un'altra cosa che getto via sono sono uguali, sono queste 2 palette di MAC che per me non scrivono assolutamente niente, hanno degli ombretti che non scrivono per quanto mi riguarda, per cui sia questa che era sui toni del viola la getto via, perché realmente non riesco neanche ad aprirla. Questa si è incollata e non riesco ad utilizzarli. Ho provato a fare trucchi, ma la mia necessità di mettere un panna, un bigiolino, un doratino, un brillantino, un ombretto brillantinoso, vedo che veramente non scrivono su di me. A parte che ho visto dei video anche qui un po' contrastanti, c'è chi piacciono, non so se ci siano ancora queste palette, ma in quel periodo che le ho prese avevo visto dei video contrastanti, a chi piacciono e a chi che come me trovano che gli ombretti non scrivano.
Poi di qua, a parte questo blush di Pixi che l'avevo trovato su una beauty box di Look Fantastic, che non mi piace, vedo che l'ho messo da parte e non lo utilizzo, qui getto via altri, sono rossetti, la maggior parte sono rossetti di Kiko, sia di edizioni limitate sia di quelli in collezione permanente, e ho deciso di gettare via un po' tutte queste cose. Questo qui era un mini ombretto trovato sempre nella beauty box di The Balm, ma questi ombretti singoli mi accorgo che non li uso, perché quando mi trucco prendo la palette grande e lì guardo di avere tutto quello che mi serve, per cui getto via tutto. Poi il labello, so che li ho provati, ma a me questi colorati, ma a me non piacciono, perché dopo neanche un'ora mi fanno quella patina sulle labbra che non mi piace. E basta. Qui, beh, questo è un vecchio campioncino di due rossetti della Guerlain, che non so neanche più se i rossetti ci siano. Questo qui era un aggeggino che avevo preso da Sephora per mettere il mascara senza sporcarsi, però vedo che non lo utilizzo mai, per cui lo getto via anche questo. E poi questi qua, questa era una collezione bio di Kiko che aveva fatto, non mi ricordo, l'anno scorso, 2 anni fa, non li ho mai più utilizzati, per cui li getto veramente via, anche si getto via tutti questi rossetti. Sono anni che ce li ho, perché tenete presente che Kiko è uno dei primi marchi che ho iniziato a prendere. Visto che avevo qui il negozio vicino, ci andavo spesso, per cui avranno questi prodotti anche 10 anni, e adesso ho deciso di gettarli via. Oggi è anche giorno di Black Friday. Io questa mattina, come ultimo acquisto, ho fatto un acquisto meno un quarto, meno 10 alle 7 sul sito di Sephora. Per il momento ho trovato i prodotti e l'ordine è stato confermato per il momento. Però io alle 8:30, che adesso sono passati 10 minuti dalle 8:30, ho tentato di rientrare sul sito, e il primo giro mi ha risposto: sito in aggiornamento, ci scusiamo per il disagio. Ho aspettato 5 minuti, ci sono rientrata e non riesco proprio a caricare la pagina, non mi si carica più il sito, per cui non so, è in tilt il sito di Sephora con gli sconti che sta facendo. E sì, fa un 20%, non è che faccia granché sconti, perché io ieri sera, sempre per questo discorso del Black Friday, ho fatto degli acquisti anche su Pinalli, e su Pinalli invece fanno il 33%, per cui beh, vediamo cosa arriva e se mi arriva tutto, perché con questi acquisti così, infatti io certe cose le ho già prese prima, non riuscendo ad aspettare il Black Friday. Forse ho fatto meglio, perché veramente questa mattina ho ottenuto le ultime 2 cose, ma ho i miei dubbi che mi arrivino. Ed ecco stato montato il forno nuovo. È fatto così. Beh, adesso ci devo capire qualcosa, ho le istruzioni da darci un attimo un'occhiata. E dentro, aiuto, dentro è così. E questo qui sarebbe il discorso che fa l'autopolizia, che ha questa griglia, per cui boh, è tutto da provare, da vedere. Adesso mi ha detto di accenderlo sui 150 gradi per un'oretta, perché giusto perché la vernice si assesti un po'. Vediamo adesso, anche perché per accenderlo devo un attimo capirci qualcosa, perché qui c'è il pulsante per fare la campana, quando si vuole farlo andare per 20 minuti, 30 minuti, si vuole avere il richiamo di quando è passato il tempo. Qui ci sono tutte le varie funzioni, che sono tutte da studiare più o meno. Questo non lo so, dovrebbe essere i gradi, questo dovrebbe essere per aggiustare l'orologio, e questo è più o meno sempre per i gradi, mi ha detto, anche girando questa manovella. Comunque è tutto adesso da provare. Visto che il forno è a posto, il pacco che aspettavo questa mattina di Look Fantastic è arrivato,
ho deciso di telefonare all'estetista se poteva anticiparmi la laminazione ciglia, visto che avevo l'appuntamento per la prossima settimana. Gli ho detto che oggi sono libera tutto il giorno, anche a mezzogiorno. Mi ha detto sì, vieni a mezzogiorno, perché visto che oggi qui a Castelfranco c'è mercato, non sapevo se trovavo parcheggio, per cui sono partita un po' prima. Adesso sono le 11:20, sono già qui, ma preferisco aspettare quei 20 minuti qui in macchina che non trovare parcheggio, perché se dovevo parcheggiare più distante dovevo farmi la strada a piedi, per cui era tutto più complicato, per cui sono riuscita a trovare un posto per la laminazione ciglia. E io oggi, cioè prima di partire, ho provato a rientrare sul sito di Sephora, perché oggi sarebbe il venerdì del Black Friday, ma vi dico che continua a saltare. Viene addirittura fuori la scritta: Ops, siete in troppi, ci scusiamo per il disagio, ma insomma di aspettare. Io non so sinceramente quelle 3 cose che ho preso se mi arrivano, perché come vi avevo detto alle 6 di questa mattina c'erano, ma alle 8:30 2 cose sono sparite e non so se nella sparizione abbiano fatto a tempo a guardare il mio ordine, oppure non l'abbiano neanche guardato e siano completamente sparite. Così devo aspettare, anche perché ho pagato con la carta, perché ieri sera quando ho fatto l'ordine su Pinalli, visto che il sito andava non andava, ho detto pago con il contrassegno, spendo che i 4 euro in più, perché con Pinalli è 4 euro in più con il contrassegno, però se non mi arriva il pacco non ho problemi, altre email, poi vediamo cosa, se è Pinalli o se è... no, non c'entra niente. E allora ho pensato, piuttosto di dover stare lì a aspettare il ricarico della carta, faccio con i contanti se mi arriva il pacco. Ma questa mattina, quando meno un quarto alle 7 ho acceso Sephora, era tutto a posto, tutto tranquillo. Ho detto ci faccio l'ordine, visto che cioè sono venuta a sapere di questo sconto perché mi è arrivata sia l'email, poi entrando sul sito, e anche un messaggio ieri sera che da mezzanotte in poi c'era questa possibilità del Black Friday. Allora, visto che era tutto tranquillo, ho fatto il mio ordine e ho deciso di pagare con la carta, però ho paura di essere rimasta fregata, perché visto che di solito Sephora ti avverte nel giro di 24 ore, ho i miei dubbi. Speriamo bene che avanti sera sa di sapere qualcosa, altrimenti domani è sabato e domenica e ho i miei dubbi che rispondano a qualcuno. Comunque vediamo cosa succede. Ok, adesso aspetto qualche minuto e poi vado a farmi la laminazione ciglia. Eccomi tornata, in 1 ora e 10 minuti fatte le ciglia. Adesso so che poi si vedranno meglio nei giorni che passano, però sono felice di averle fatte, le vedo belle nere, belle colorate, per cui a posto. Io spero adesso di riuscire a passare anche il Natale così e di arrivare a gennaio, diciamo, a rifarle, anche perché mi ha detto che se voglio prenotare dell'altro prima di Natale mi anticipi, perché iniziano già ad essere piene di lavoro. Comunque io, cioè, a parte le sopracciglia che penso di rifarmi prima di Natale, perché di solito non mi durano molto, le ciglia di solito 1 mese e qualche giorno le lascio stare. Comunque preferisco questo trattamento. Cioè, non so se vi ricordate che nel mese scorso su un altro vlog avevo provato i bigodini da un'altra estetista che ho pagato meno, però sinceramente non mi è piaciuto. Oltre tutto il tempo che ci ha messo, non le ho viste belle divise, belle separate. Io quando da questa parte specialmente ho 2 ciglia, che una va a destra e una va a sinistra, e già con il mascara faccio fatica a metterle a posto, però se la laminazione è fatta bene le trovo unite, che con il mascara faccio velocemente a metterle a posto, per cui ho questo difettuccio di queste ciglia che mi fa capire se la laminazione è fatta bene oppure no. E per giunta mi sento l'occhio morbido, mentre quando ho fatto i bigodini mi sentivo l'occhio appesantito da qualcosa di corposo, che ci avessero messo qualcosa di corposo che dà fastidio.
mentre su questa laminazione mi sento l'occhio, le ciglia, me le sento morbide, già che senza toccarle me le sento più morbide, per cui preferisco questo trattamento. Invece di farlo una volta al mese, aspetto un mese e mezzo, però lo trovo meglio della laminazione. Bene, adesso vediamo, perché volevo provare anche il forno nuovo. Io questa mattina, prima di uscire per la laminazione, l'ho fatto andare come mi era stato detto, di farlo andare un po', giusto perché si scagli. Sì, insomma, mi ha detto di farlo andare senza cibo almeno per un'oretta. Io l'ho fatto andare in tutto mezz'ora, 40 minuti. Poi l'ho spento perché era ora che uscissi per la laminazione, e adesso però sto pensando di metterlo subito all'opera e vedere cosa viene fuori se provo a fare la tortina di mele, quella classica, quella a cucchiaiate, diciamo. Vediamo cosa combino. Ho preparato l'impasto per la torta di mele, quella fatta con a cucchiaiate, e che c'è una ricetta in un vlog precedente, vi ho lasciato la ricetta sull'info box, e ci ho aggiunto comunque delle gocce di cioccolato questa volta. Allora ho impostato qui il forno, l'ho messo ventilato perché potevo cuocerla c'è il libretto delle istruzioni, c'era scritto sia a forno convenzionale o statico, come si chiama, oppure a forno ventilato, solamente che a forno ventilato la temperatura l'ho messa più bassa. Qui sono riuscita ad impostare l'orologio e in teoria tra 16 minuti dovrebbe essere pronta. Che ne dite? Penso che sia cotta, visto che ha fatto questa crosticina dorata sopra. L'ho fatta andare in totale sui 35-40 minuti, compreso anche però il riscaldamento del forno. Sono le 9 di mattina e sono messa così. Speriamo, cioè dovrebbe alzarsi anche la nebbiolina, però diciamo che per il momento è così. Adesso sono le 10 di mattino, la nebbia si è anche alzata e stanno aprendo il mercatino di Natale qui a Castelfranco, per cui ho deciso di aspettare 5-10 minuti, poi andarci a fare un giro e vedere cosa hanno. Questa mattina ho tirato fuori questo giubbottino, penso che se avete visto i miei vlog sapete che l'ho preso. Sta perdendo pelo dappertutto, ogni tanto mi sento pizzicare il naso e vedo svolazzare peli dappertutto. Non so se, adesso non so se riesco a darvi l'idea, se la videocamera riprenda qualcosa, però sono piena di peli che svolazzano. Comunque non è che, non lo so, sono 5 gradi e non è che tenga molto molto caldo, forse sono io, ma vediamo utilizzandolo. Spero che mi sentiate lo stesso. Ho un attimo fatto zoom e per farvi vedere un attimo il mercatino dove è messo. Adesso provo a allontanare l'immagine. Comunque mancano le luci, però questo è il mercatino che è qui. Vi faccio un'altra ripresa entrando proprio nel mercatino. Un po' di bancarelle sono messe laggiù, poi girando di qua, il resto è messo di qua. Se pensavate che al mercatino non prendessi niente, vi sbagliavate di grosso. Questo è il mio bottino del mercatino. Allora, ho preso i canederli che sono tirolesi, che di solito sono quelli più buoni. Questa qui sarebbe un pezzo di soppressa nostrana, per cui non lo so se sia buona, comunque era scritto soppressa de casa, sarebbe soppressa di casa, per cui vediamo se è buona. Un altro prodottino, sempre del Tirolo, ho preso questo pezzo di cosa, non so cos'è, crudo affumicato, che mi ha detto che di solito loro lo mangiano con il purè. Questo va scaldato in una pentola antiaderente, giusto per farci qualche righetta, e andrebbe mangiato così. Poi, restando sempre nel Tirolo,
ho preso i Wooster. Allora ho preso questi classici e questi fatti con la pancetta fuori e dentro hanno un po' di formaggio, e per finire i Blazer. Cambiando, poi ho preso un cotechino nostrano cotto che devo solo tagliarlo a fette e scaldarlo. Dal Friuli ho preso il fricco. Dalla Puglia arriva la focaccia. Qui è un pezzo di formaggio mezzano che dovrebbe arrivare da Asiago. Poi da una pasticceria, l'altro giorno avevo visto un video di Melissa Tani che parlava di panettoni al pistacchio, e a lei gli arriva questo panettone dalla Sicilia. Avevo guardato anche il sito, ma poi mi sono persa e non ho più guardato se potevo acquistare o meno. E allora comunque, questa mattina, visto che ho visto un banchetto del mercatino che vendeva panettone al pistacchio, ho deciso di prenderlo. E questo qui, cosa c'è scritto qui? Dolce natalizio al pistacchio. Mi ha detto che c'è sia la glassa qui fuori che dentro, dovrebbe essere con la crema al pistacchio. E sempre in questo banchetto c'erano anche le frittelle, e ho deciso di prendere, c'erano quelle al zabaione e queste alla crema. Ne ho prese due alla crema giusto per assaggiarle. Ok, no, le frittelle di solito si fanno a carnevale, però visto che c'erano le ho prese. Avevano anche i babà, i cannoli siciliani, però ho deciso, insomma, mi è bastato prendere così. Volevo fare una puntualizzazione del video precedente. Vi avevo detto che questo fondotinta era di Benefit e che non lo trovavo, ma infatti non lo trovavo perché non è di Benefit, è di Beauty Blender come marchio. Ho guardato sul sito di Sephora e l'ho trovato. Non ci sono tutte le colorazioni come sono scritte qui, però ho trovato il fondo, e devo ringraziare per questa annotazione Roberta, che se ne è accorta e mi ha lasciato un messaggio, un commento sotto il video precedente. E comunque allora sto pensando, guardo meglio le colorazioni, perché visto che non ci sono tutte, io ho provato questo che mi piaceva, ma ossidandosi era leggermente sul scuro, ma pensando che non lo prendo adesso, pensavo di prenderlo se a gennaio arrivano, perché questo marchio è scontabile del 20, per cui il prossimo 20% che ricevo da Sephora pensavo di prenderlo, perché costa 38 euro questo fondo. Ma nel frattempo volevo dare un'occhiata, perché adesso ho provato questo, volevo dare un'occhiata un po' meglio alle colorazioni, anche guardando gli swatch che ci sono su internet, e rendermi conto se prendere questo oppure se prendere un'altra tonalità, perché questo e questo sono tutti, aspettate che me lo avvicini, sono tutti con il 2.10, il 2.20 e il 2.30, sono tutte colorazioni sul chiaro. Guardando sul sito ho visto che sono in base al sottotono. Questo è questo è con la C, che non mi ricordo mai se sia sottotono giallo o sottotono rosato. Questo è neutro, perché questo me lo ricordo che era scritta la N, e questa era W, e il solito discorso se il C sia giallo o rosato. Comunque adesso ci do un'occhiata e poi vediamo quale prendo, perché come campioncino mi sono trovata bene. Ho visto che anche delle recensioni che sono già scritte sul sito, anche quelle non sono scritte anche bene, a parte qualcuna come su tutti i prodotti. E comunque vediamo. Adesso mi sto preparando per uscire perché è domenica, e in teoria vogliamo andare a mangiare su una sagra che fanno tutto a base di gallina. Vediamo cosa troviamo. E sto provando, l'ho ritirato fuori il fondotinta di Nabla, il Close Up, e la mia colorazione è l'L40 ed è quella che ho appena messo su. Anche di questo fondotinta ne ho sentito parlare
un po' peggio e un po' meglio. Diciamo che sulla mia pelle l'ho ritirato fuori l'altro giorno e non mi è dispiaciuto. C'ho questo piccolo che era quando è uscito, non so se ci siano ancora queste confezioni piccole, ma per provarlo va più che bene, anche per capire la propria colorazione se non si ha un negozio fisico che vende Nabla nelle vicinanze, però vi devo dire che a me come fondo non dispiace. Ed ecco il trucco super luminoso, spero che la telecamera riprenda i miei brillantini, fatto con la palette di Pat McGrath, la Bronzer Seduction. E vi faccio vedere anche questo trucco, visto che nel precedente vlog vi ho parlato che ho fatto vari trucchi. Oggi ne ho fatto un altro e vi faccio vedere che colorazioni che ho usato. Allora, ho messo nell'arcata sopraccigliare questo, con la piega ho fatto questo, poi al centro subito ho messo questa, sull'angolo interno questo e sull'angolo esterno ho fatto un mix, prima ho messo questo e poi ho messo questo. Però non sopra questo ho picchiettato sempre con il dito anche il rosa e questo è il risultato. Un make up, per cui se guardate i vlog che ogni tanto che vi faccio vedere i trucchi che mi faccio con le varie palette, avete più idee di come io utilizzo le palette. Partiti alla ricerca della gallina. Allora, il paese si chiama Polverare ed è in provincia di Padova e vediamo che piace. Che galline ci sono. Presi i gnocchi. Se ti fai portare un pollo da porti casa. Tornati, l'unico acquisto che ho fatto è stato di questo miele. Allora, uno è di girasole, mentre l'altro è un millefiori. Il girasole l'ho pagato €1 in più, 6 euro il girasole e il millefiori 5 euro. Uno dei pacchi che ho preso col Black Friday da Sephora è arrivato. E velocemente, perché poi farò un video a parte su questi acquisti, però velocemente volevo farvi vedere che ho preso il mascara di Pat McGrath e due basi primer base per ombretto. Questo è di Anastasia e questo è di Natasha Denona, e volevo farvi vedere che forse non si vedrà mai. Allora, quello più chiaro, che è verso la manica rossa, è quello di Anastasia Beverly Hills, mentre l'altro, che è sull'angolino di qua, è quello di Natasha Denona. Attualmente, come differenze, posso dirvi che quello di Natasha Denona è più satinato e meno bianco, mentre questo qui di Anastasia Beverly Hills è più bianco, più opaco, e probabilmente la telecamera non li riprenderà mai. C'ha dentro anche dei micro brillantini, che è la prima volta, o forse ce ne sono anche delle altre basi che hanno le perlescenze dentro, non mi ricordo più se anche la Kiko, perché è anni che non lo prendo. Mi sembra che anche la Kiko abbia un primer che ha dentro dei brillantini, ma vi parlo di anni fa e non so se ci sia ancora. Comunque intanto iniziano ad arrivare i pacchi, uno per il momento. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Sapevate che vi avevo detto nei vari vlog che domenica 8 dicembre dovevo andare verso il Friuli per una gita per i prodotti chilometro zero. C'era una visita a un prosciuttificio, cioccolatteria e qualcos'altro che adesso non mi ricordo. Non ci andiamo più. Nel senso che oggi devo andare a vedere che alternative mi propongono, oppure questa gita è stata spostata al 28 dicembre e se neanche al 28 dicembre si va, al 4 gennaio, per cui sono date un po' particolari e non lo so sinceramente se mi convenga
prendere e vedere che proposte che mi fanno per l'8 dicembre per cambiare con questo giro che non si va più. Ci devo andare oggi e vediamo che proposte mi fanno. Sono stata in agenzia, questo era quello che avevamo prenotato ma è saltato. E allora ci ha proposto stesso giorno, l'8 dicembre, per non aumentare troppo di prezzo, perché era disponibile anche Ferrara, Mantova, però ci volevano 20 euro a testa in più. E per cui ho deciso di provare questo qui, Lago di Bled e Krampus. Vediamo che cos'è, cioè tra mercatini, chioschi si attende l'arrivo di Krampus, ma insomma non lo so, sinceramente non lo so se sia carino o cosa, però questo con 10 euro in più si poteva andare, perché io gliel'ho detto, ma eventualmente se questo salta, non è che mi abbia detto ti do indietro i soldi, mi ha solo detto sono loro che l'hanno ritirato, per cui non lo so. Allora ho deciso questo qui perché mi avrebbe piaciuto. Avevo scelto anche Brunico e San Candido, però non lo fanno l'8, lo fanno il 15, per cui ho deciso proviamo questo, perché adesso leggendo qui non era male neanche questo qua, la città dei biscotti. Non saprei, perché non sapevo quale scegliere, visto che non ho mai avuto a che fare neanche con questo, ho deciso di tenere questo. Sempre comunque adesso se le carte passano o cosa, perché mi ha detto adesso provo a fare come si dice, la prenotazione, vediamo cosa succede, anche perché mancano, oggi sarebbe lunedì 2, il 2 dicembre e l'8 è la prossima domenica, per cui non lo so sinceramente. Nel frattempo sono passata da Pitarosso perché ho tirato fuori ieri gli stivali dell'anno scorso, però mi sono accorta che mi sono un po' strettini, adesso ve li faccio vedere, così vi faccio vedere anche quelli che ho preso scontati del 30%. Questi sono quelli dell'anno scorso, sono marroncini, carini così, e sono fatti così, hanno il fiocchetto e la cerniera tutta lungo la gamba. L'unica cosa che mi ricordo dell'anno scorso è che spesso mi si slacciava questo fiocchetto, però oggi li ho tirati fuori, cioè fino a qui la cerniera è andata tranquillamente, ma da qui a qui ho avuto problemi nel chiuderli. E allora ho pensato, visto che siamo ancora in tempo di sconti, cioè non me ne ricordavo, però mi sembrava che Pitarosso facesse sconti fino ad oggi, e ho deciso di passare da Pitarosso ed ho preso questi qui, di questo color marroncino scuro, sono tanto così più alti di quelli che vi ho fatto vedere prima. Anche questi hanno lo stesso discorso della cerniera fino a in cima, però qui dietro hanno questa parte qui più scura che è elastico, per cui di conseguenza si adatta meglio alla forma della gamba. E allora ho deciso di prenderli, anche perché al posto di... Allora, il prezzo, adesso non so se forse me lo inquadro, il prezzo era 59,99 €, scontato del 30% l'ho pagato 41,99 €, per cui bello sconto. Mi sto preparando per uscire perché ho alcune commissioni da fare, poi strada facendo ve le dico, ma nel frattempo volevo farvi vedere il make up di oggi. Ho utilizzato la Lolita Porvida di Kat Von D e come mascara il mascara di Pat McGrath, e adesso questa è la colorazione che ho scelto e adesso vi faccio vedere le colorazioni e come le ho usate. Allora, ho messo nell'arcata sopraccigliare questo, però come ho già detto su questa palette questo sono colorazioni che su di me spariscono. E poi come piega ho messo questo,
tutta palpebra, lasciando fuori i due angoli sia interno che esterno. Ho messo questo violetta, nell'angolo interno questo e nell'angolo esterno ho rimesso questo. E ve lo rifaccio vedere da qua, e questo è il risultato di oggi. Vi devo dire che questo violetta è l'unica colorazione che si toglie un po' a parte i brillantini, quella centrale dove vedete sbrilluccicare di più, il resto sono molto colorazioni naturali. E oggi ho voluto provare questo violetta e vi devo dire che su di me non me lo vedo abbastanza bene, devo ancora mettermi il rossetto e cambiarmi. Devo andarmi a fare una lampadina. Ho chiesto per il discorso della risintonizzazione della televisione all'Euronics e mi hanno detto di cercare sul marchio della TV se nella sintonizzazione c'è scritto T2. Io ho guardato e sulla mia televisione non c'è scritto T2, per cui se nel 2021 fanno questo cambiamento io devo ricomprare la televisione o comprare un decoder a parte. Meglio la televisione, visto che inizia a fare anche i capriccetti un po'. Ok, vado a fare anche perché ho un anno di tempo per poter mettermi da parte i soldini per prendere la televisione. Allora vado a farmi la lampada mettendomi questa cremina, me la devo ancora mettere, me la metto là dall'estetista, questa qui dell'Easton, che è una celere intensifica e uniforma, che va sempre bene metterla. Allora la lampada l'ho fatta e in teoria domenica dovrei andare a quel mercatino là che vi ho fatto vedere, e visto che oggi non ho ricevuto nessuna telefonata dovrebbe essere andato in porto, perché vi dico che io adesso avrei bisogno di chiudere questo vlog qui e domani avere tempo di editarlo e di vedere se riesco a caricarlo in giornata oppure il giorno dopo, dipende da com'è il mio internet. E allora io pensavo di chiudere qui, eventualmente se domenica vado a quella gita, venerdì prossimo faccio il vlog di quella gita, altrimenti continuerò con questi vlog chiacchiericci. Ok, io per questa volta vi saluto, ci vediamo la prossima volta, ciao!